Ciao a tutti, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolo Napoli e anche quest'oggi ho il piacere di mostrarvi una partita che ho trovato particolarmente interessante. La partita in questione è stata giocata pochissimi giorni fa all'interno del torneo internazionale Skilling Chess Open, un torneo rapido organizzato dal gruppo Magnus Carlsen, quindi organizzato dall'attuale campione del mondo, e un circuito rapid che si gioca sulla piattaforma di Chess24. Il giocatore con il bianco che ha giocato E4 come prima mossa è il fortissimo russo Sergei Karyakin, ex sfidante al titolo mondiale, mentre il suo avversario da nero è il giovane Davide Anton dalla Spagna. La partita è iniziata appunto con E4 E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4 e questa è una delle posizioni principali e probabilmente tra le più giocate. Questa posizione iniziale si chiama italiana. L'idea del bianco è abbastanza facile, il bianco vuole cercare di arroccare corto, dopodiché cercherà di impostare un proprio gioco. Una mossa naturale come cavallo F6 da parte del nero creerebbe e darebbe al bianco la possibilità di decidere se giocare immediatamente in modo tattico, saltando con il cavallo in avanti, quindi attaccando F7 in coordinazione con l'alfiere, creando questa posizione che poi prenderà il nome di fegatello. Adesso è un problema per il nero difendere F7, quindi il nero non ha di meglio che spingere il pedone in D5, cercando di chiudere la diagonale all'alfiere avversario, dopodiché il bianco cattura attaccando il cavallo in C6, il nero riprende, e qui c'è una mossa molto affascinante ma che crea un gioco complesso. Cavallo sacrifica in F7 attaccando due pezzi, quindi il nero non ha di meglio che catturare questo cavallo, quindi il bianco prosegue con la regina in F3 che dà scacco al re avversario e attacca D5, quindi dopo una difesa come regina F6 in realtà il bianco ottiene subito un vantaggio riprendendo il cavallo, mantenendo il pedone in più, attaccando l'avversario. In questa situazione la mossa migliore poi non è altro che avvicinare il re verso il centro della scacchiera, il bianco prosegue con il cavallo in C3 attaccando il cavallo tre volte, il nero difenderà col cavallo in E7 e questa è una posizione molto complessa. Il bianco al momento ha un pezzo in meno, però la posizione scomoda, difficile del re nero è evidente ed è reale perché questo re N6 chiaramente è molto facile da attaccare ed è molto difficile da difendere. In un piano del bianco abbastanza facile arroccare corto, quindi dare sicurezza al proprio re, mettere una torre sulla stessa colonna dell'avversario, quindi cercare di spingere. Bisogna cercare di fare attenzione. Io personalmente sconsiglio di entrare in queste linee molto complesse. Quindi il nero ha giocato alfiere C5, semplicemente per evitare che il cavallo bianco possa saltare in avanti. E a questo punto il bianco ha proseguito con C3, una mossa molto elastica. Per elastica intendo una mossa che non esclude altri piani possibili da parte del bianco, perché il bianco potrebbe avere l'idea di spingere semplicemente in D4, conquistando il centro e portando un altro pedone al centro della scacchiera, potrebbe cercare di prendere spazio con la spinta del pedone in B4 e chiaramente questa idea potrebbe essere molto interessante perché poi dopo B4 attacco l'alfiere e poi chissà potrei fare anche B5 la successiva. Comunque è una mossa di attesa, cerchiamo di capire cosa voglio fare in nero e poi di conseguenza imposterò la mia strategia. Cavallo F6, la mossa della partita. Sto attaccando immediatamente il pedone centrale che il bianco deve decidere come difendere. Potrei difenderlo con D3, che poi sarà la mossa della partita, o in realtà potrei anche cercare qualcosa di più ambizioso, perché in questo momento potrei anche spingere in D4 e dovete sapere che se il bianco spinge in D4 non ha più l'idea di prendere spazio catturando in D4 con l'altro pedone, altrimenti da verificare cosa accade dopo scacco, quindi scacco al re, il cavallo magari difenderà, potrei forse prendere il pedone centrale, chi lo sa. O comunque potrei giocare da nero una mossa come D5. Qui siamo in piena teoria. E questa mossa D5 da parte del nero che chiude la diagonale alfiere bianco è fondamentale ed è ancora più importante contro un altro seguito, perché se io da bianco in questo momento gioco E5 attaccando il cavallo nero, se il cavallo nero tornasse indietro io semplicemente riprendo il pedone centrale e qui possiamo affermare che il bianco ha una fortissima iniziativa data dal fatto che abbiamo più spazi al centro, un alfiere sulla diagonale che punta il re avversario e chiaramente anche un vantaggio di sviluppo. Quella risorsa difensiva D5 per chiudere l'alfiere avversario risulta essere importante anche contro questo seguito.
perché se lui mi cattura il cavallo io riprendo l'alfiere, se lui mi cattura il pedone io sposto la torre, seppur è una posizione dove si è creato già uno squilibrio perché il pedone in G7 chiaramente si trova una casella della promozione, ma il nero ha una macchia nera al centro perché i suoi pezzi leggeri, quindi alfiere e cavallo, sono già coordinati col pedone D4 e chissà tra le idee del nero ci potrebbe essere anche D3 per prendere ulteriore spazio. Questa è una posizione molto complessa, c'è parecchia teoria, chissà, forse più avanti l'approfondiremo in altri video. Il bianco decide di giocare D3. D3 è una mossa tranquilla, di attesa, e adesso ci sono delle mosse che pressoché sono obbligate e sicuramente consigliabili, perché il nero gioca a D6 con la immediata idea di inchiodare questo cavallo, e allora il bianco previene questa inchiodatura. Il nero gioca esattamente allo stesso modo, quindi H6 per evitare che l'alfiere possa inchiodare, e la partita prosegue in questo modo. Cavallo D2, dettaglio molto importante perché il futuro di questo cavallo è piazzarsi in G3 per controllare e puntare delle caselle centrali come la casella F5 e la casella H5, ed è importante fare questa manovra prima di arroccare, perché se io arroccassi corto, nel momento in cui vorrò iniziare la mia manovra, avrò la casella F1 occupata dalla torre. Quindi dovrei spostare la torre, quindi muovere il cavallo e saltare in G3. Ok, non è da escludere che bianco riesca a farlo, però giocando prima cavallo di 2 riesco semplicemente a ottenere lo stesso sviluppo con una mossa in più, perché quella mossa della variante precedente torre 1 non sarà più necessaria. La partita quindi prosegue in questo modo, il nero decide di reagire con D5, e anche qui vi posso dare un consiglio, che ogni volta che vi accorgete che il vostro avversario cerca di prendere spazio sul lato della scacchiera, quindi in questo caso il bianco sta predisponendo i suoi pezzi e la sua strategia sul lato di re, e dobbiamo cercare una reazione centrale, quindi D5 è senz'altro il miglior modo da parte del nero per reagire. Quindi arrocco, e adesso si vede, diciamo, con queste frecce che ho inserito, è evidente la strategia di quel cavallo bianco, che chiaramente si trova in G3 in un'ottima casella. Cavallo B6, la mossa del nero. Il nero, diciamo, dopo un'eventuale torre 1 avrebbe un piano facilissimo, cioè cambio l'alfiere avversario, lui mi riprende, dopodiché mi ritrovo in una situazione dove avrò 4 pedoni contro 3 e sicuramente se gioco bene riuscirò a creare un pedone libero. Quindi il bianco non può permettere che il cavallo nero possa catturare il suo alfiere. Alfiere B5. A questo punto il nero decide di impostare il gioco in modo tattico, perché alfiere B5 risponde con alfiere D6 rafforzando il pedone N5, quindi la posizione prende questo seguito. Cosa possiamo notare? Il centro della scacchiera è totalmente libero. Solitamente, quando non ci sono pedoni al centro, la coppia degli alfieri potrebbe avere un ruolo molto importante. Quindi il nero ha la coppia degli alfieri, ma il bianco ha anche dei pedoni doppiati. Situazione che crea un equilibrio tra un vantaggio e uno svantaggio. Quindi questa è una situazione, una posizione tutta da giocare. Il cavallo in D4 del bianco è chiaramente molto, molto forte. Da venerdì 27 a lunedì 30 arriva il Black Friday nell'Accademia di Matto Scacco. Inserisci in fase d'acquisto il codice BLACK15 e avrai il 15% di sconto su tutti i corsi. La partita prosegue in questo modo e il pedone doppiato non c'è più. Non tanto perché il bianco, perché il nero sia riuscito ad avanzarlo o comunque a spostarlo, ma perché il bianco semplicemente lo ha catturato. Adesso il nero cosa vuole fare? Vuole giocare un alfiere B7 per attaccare su G2 oppure vuole attaccare immediatamente in H3. Però il problema è che il cavallo, nel momento in cui è riuscito a catturare il pedone C6, ha la minaccia immediata di scacco a re e con eliminazione della scacchiera della regina. Quindi torre 8 è necessaria, la minaccia del nero resta, perché il nero vuole mettere l'alfiere sulla diagonale più lunga facendo pressione sul lato di re. Quindi il cavallo torna indietro, alfiere per H3, la mossa della partita, regina F3 per difendere, e questo è il seguito che abbiamo ottenuto. A questo punto direi che la struttura pedonale del bianco è sicuramente superiore. Per quale motivo? Abbiamo due gruppi di pedoni contro 1, 2 e 3. Quindi il giocatore che ha più gruppi di pedoni, più isole pedonali, tendenzialmente ha sempre dei svantaggi strategici. Quindi il bianco vorrebbe cercare di creare una catena pedonale, spingendo quindi il pedone in B3, il pedone in C4, dare quindi spazio alla diagonale dell'alfiere di case nere e dunque riuscire a migliorare la propria posizione.
La partita prosegue in questo modo, quindi il nero centralizza il suo cavallo, il bianco è costretto a dare un ruolo difensivo al suo alfiere, ma il piano resta quello che ho annunciato prima, quindi prima o poi spingerò in C4. La partita prosegue e a questo punto c'è un altro momento importante, il futuro del pedone H. Quando non abbiamo un piano di gioco ben delineato, molto evidente, spesso riusciamo a prendere spazio attraverso l'avanzata del pedone H, quindi del pedone laterale, che potrebbe essere chiaramente il pedone H se voglio attaccare contro l'arrocco corto del mio avversario oppure del pedone A. Quindi H5, la partita prosegue e dopo 3 mosse il pedone arriva fino ad H3. Il pedone arriva in H3 e in questo momento c'è una minaccia di matto perché pedone e regina si coordinano contro G2. La spinta in G3 è necessaria e qui il nero fa una mossa molto interessante per rafforzare la posizione. F5, qual è l'idea? Rafforzare il cavallo e, cosa molto importante, evitare che questa regina abbia un contatto diretto con i re, perché chiaramente la regina in D3 punta a raggi X, tra la regina e il re ci sono tanti pezzi, comunque punta a raggi X il re avversario, e quindi questo potrebbe creare delle possibili inchiodature. La partita prosegue, il piano del bianco è molto facile, giocare a regina F1, mettere il proprio re davanti al pedone, quindi mangiare quel pedone. Adesso regina H5 del nero potrebbe avere un'idea. Qual è l'idea? Occhio che le case bianche sono deboli, quindi è una partita dove c'è uno squilibrio. Bisogna comunque fare attenzione a una minaccia che potrebbe essere questa. Quindi mossa qualsiasi, io magari qui gioco H2 scacco, ti obbligo ad andare qui, e dopodiché se riuscissi a mettere un alfiere su questa diagonale ci sono chiaramente minacce e problemi evidenti. E qui ci sarebbe anche una tattica, perché se io giocassi regina F3 e lui si difende, probabilmente cavallo F2 è una mossa vincente, il cavallo attacca il re, la regina è inchiodata e a quel punto io faccio intervenire la torre nera per dare scaccomato al mio avversario. Allora vuol dire che se io riuscissi a giocare regina F3, quando lui mi cattura il pedone, non mi resta altro che portare una torre in H8 e quando muoverò il re avrò un altro attaccante. Quindi questa è una posizione dove le minacce del nero giustificano la condotta aggressiva del nero. E allora non c'è di meglio che giocare una mossa difensiva come F3. Quindi a questo punto F3, il nero continua, prosegue col pedone in H2, il re si sposta, e il cavallo va in F6 per cercare delle semplificazioni, però attenzione perché se noi stiamo attaccando dovremmo cercare di evitare delle semplificazioni, perché le semplificazioni spesso aiutano il giocatore che sta un po' peggio, che sta subendo l'attacco. Quindi la partita prosegue in questo modo e adesso il bianco riesce a liberarsi. Tra l'altro quel pedone in H2 che prima era molto fastidioso, adesso in realtà è destinato a essere catturato dai pezzi del bianco. Adesso arriverà regina H2 e la posizione sfortunata del re del nero chiaramente permetterà anche un possibile scacco. La partita prosegue in questo modo, è arrivato il momento di eliminare il primo pedone dalla scacchiera, quindi in questo momento il bianco ha un pedone in più, Sergei Karjakin è in vantaggio, dopodiché non resta altro che coordinare i propri pezzi contro le debolezze avversarie. Infatti la partita prosegue in questo modo, eliminato il secondo pedone abbiamo 2 pedoni in più per il bianco e al nero non resta altro che creare delle complicazioni. Non sarebbe necessario cercare di mangiare dei pedoni, perché se io giocassi una mossa del genere, è vero che do scacco, magari do la caccia dei pedoni, però alla fine rischio di perdere comunque, perché il bianco ha già delle minacce immediate. Quindi devo cercare di creare della tattica per sopravvivere, per non perdere. Ad esempio, in questa posizione, se io catturassi qua, quindi è vero che ho un pezzo in meno, però probabilmente dopo cavallo per scacco lui mi prende, qui è molto difficile per il bianco fuggire e togliersi e nascondere il proprio re. Qui sicuramente siamo già in grado di dare uno scacco perpetuo, quindi ripetere la posizione, cercando di creare delle minacce, anche perché nel momento in cui lui cercherà di fuggire catturando questo pedone, occhio che arriva la minaccia tattica sulla diagonale. Quindi dobbiamo sempre, se stiamo peggio, dobbiamo giocare in modo attivo. E allora, dopo regina e 1, sono riuscito a difendere indirettamente questo alfiere.
La partita prosegue, il bianco cattura il pedone F5, quindi ha 3 pedoni in più, e a questo punto si rilassa, perde il controllo della posizione, sottovalutando la tattica del momento. Il bianco qui è pronto a giocare alfiere 3, alfiere D4, catturare G7 per dar matto, ma dopo alfiere 3 arriva una mossa incredibile, alfiere H3. Alfiere H3 adesso la posizione è vinta per il nero. Per quale motivo? Se se il bianco gioca re H2 come in partita, il nero semplicemente giocherà re F1, regina F1, minacciando matte in G2. Se il nero perde l'alfiere perché il bianco lo cattura, a quel punto la tattica vincente è questa. Regina H1, lui si sposta, regina H5, lui si sposta, la regina del bianco non è più difesa e a questo punto G5 è la mossa decisiva. Do scacco con il pedone, catturo la regina e quindi chiaramente la posizione finale risulta essere vinta. Allora, morale della favola, quali sono magari i consigli che potrei darvi su questa partita? Sicuramente quando avete dell'iniziativa, quindi state cercando di attaccare l'avversario, non dovete assolutamente essere materialisti, ma dovete puntare all'obiettivo. L'obiettivo potrebbe essere cercare di semplificare, perché se in questa posizione riuscissi a scambiare le regine, quindi mettere da parte l'idea ambiziosa di dare matto il prima possibile, probabilmente è tutto molto più facile. 3 pedoni in più, manovrando con attenzione, risulterebbero essere più che vincenti. Quindi questo è il consiglio che vi posso dare. Un altro esercizio, chissà, magari in questa posizione immaginate di essere il bianco, dovete salvare la partita. Sapete già qual è la minaccia del nero, sapete già qual è la minaccia di David Anton da nero, che vuole cercare di darvi matto. E questa partita, così come tutte le altre, le trovate sullo studio Lichess, che trovate nella descrizione del video. Vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo video. Ciao a tutti! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!